Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, c'è mercato, ma napoletano. Come state? Vai giù, spero tutto bene. Allora, vai giù. Allora, scusate, vai giù, fanno morire chissà, veramente. Fanno proprio morire. Boh. 5 tu, coccolata sarà. Che hanno fatto chissà a perdere 5 tu. Ciao. Poi c'è pure l'Atalanta che piglia 2 palloni. Ma vabbè, quello là magari ne approfondiamo domani pomeriggio. Se tengo genia, mi riguardo gli Alex domani pomeriggio perché sicuramente non mi ricorderò la partita. E vabbè, magari ve la volta, ma non lo faccio. Vabbè. Allora io Galatasaray Juventus 5-2. Noalanga fa doppietta. Poi gli altri non me li ricordo i marcatori, sono troppo difficili, no, ma scusate. E per la Juventus segna 2 gol, uno straordinario a Coppo Menez, che oggi chi se è bevuto, si sarà bevuto 3/4 di vino bianco e un po' che birra. Quindi ci sta registrando questo coso, sì. Quindi cioè Coppa Menez, prima partita secondo me, o la prima seconda partita che la Juventus lo fa buono. Cioè l'avevo visto un paio di partite che fa bene questo con la maglia della Juve, cosa, una cosa incredibile. Scusate. Scusatemi ragazzi. La Juventus, allora, fino ai fino al secondo gol, a 5-10 minuti dopo del secondo gol, ha fatto una signor partita, veramente una bella partita, lo devo ammettere. Però c'è da dire anche che trova un Noalanga che Noalanga era quello là che in un'intervista disse: ah, io sono più forte, non mi hanno dato tempo. Tu quelli che ha fatto in 82 minuti che hai giocato, che hai fatto 2 gol, tu l'hai fatto in 6 mesi che stavi a Napoli. Se tutte le partite che giocavi in 6 mesi che sei stato a Napoli, potevi fare 10 gol e 5 assist. Se facevi, facevi quello che hai fatto in questa partita. Secondo me, poi ditemi qui sotto nei commenti se sbaglio. C'è una cosa incredibile sto giocatore. Poi in un'intervista ha detto anche: io voglio, un'intervista post partita, io voglio buttare fuori la Juventus, anche con la maglia del Galatasaray in Champions League li voglio buttare fuori. E Catania fa pure gli applausi. Poi ragazzi, dal secondo tempo in poi la Juventus è calata tantissimo, veramente. È data al 52esimo che più o meno è calata tantissimo, si è visto proprio. Mamma mia, una cosa incredibile. Ma vabbè. Poi vabbè, vi parlo 5 minuti dell'Atalanta, giusto per Atalanta che perde 2-0, Atalanta scandalosa contro il Bayern Monaco, se non mi sbaglio, non mi ricordo. Vabbè, e l'Atalanta, gli italiani in Europa, tranne l'Inter, quest'anno stanno facendo schifo, veramente. Anche il Napoli, non ha fatto benissimo in Champions, tranne alcune partite, tipo quella con lo Sporting. Ma vabbè. Io sto stanchissimo, sto morendo, mi voglio andare a dormire, ve lo dico con il cuore in mano, con la sincera verità. E un bacio, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like in descrizione, i canali WhatsApp,
di cui collaboriamo, ricordo che sono il mondo del calcio e The World of Football, e in community troverete anche il gruppo WhatsApp. Ciao Agio.